Assessore, sperimentiamo questa riforma della disabilità che è imminente ormai. Sì, è una grande riforma fortemente voluta che è entrata nel vivo con i decreti attuativi, ci sono le prime sperimentazioni in tutta Italia, il Veneto nelle province che hanno state decise nella prima volta non era entrato, siamo entrati nella seconda parte con la provincia di Vicenza, la sperimentazione partirà vera e propria nel mese di settembre per tutta la provincia di Vicenza, quindi coinvolgerà le due aziende sanitarie, la Pedemontana e la Berica. È una rivoluzione perché sappiamo che INPS avrà un ruolo fondamentale, il ruolo di certificatore, unico ruolo, non più le aziende sanitarie, quindi c'è già un'interlocuzione, una collaborazione con INPS, ci sarà una sburocratizzazione, un alleggerimento delle pratiche burocratiche, basta con i più passaggi per il rilascio di certificati e quant'altro, e poi si dovrà costruire il progetto di vita personalizzato per la persona con disabilità e qui entreranno in campo i comuni, nello specifico gli ATS, quindi gli ambiti territoriali sociali. Quindi una grande sfida proprio perché si cercherà di ricomporre il progetto di vita per la persona, quindi che dovrà includere la parte sanitaria, di assistenza vera e propria sanitaria, ma dovrà includere poi anche la parte sociale, sociosanitaria, che vuol dire la parte lavorativa, la parte ricreativa, la cultura, lo sport, il tempo libero, proprio un unico progetto di vita cucito sulla persona. Che cosa ha implicato questa riforma? Cosa avete dovuto cambiare del sistema? Noi oggi abbiamo con INPS Veneto già previsto appunto la collaborazione fattiva per quanto riguarda Vicenza e quindi anche con la possibilità poi con INPS insomma di avere delle sedi dislocate oltre a quelle di provincia proprio per facilitare anche l'utenza al cittadino in quelle che sono appunto le incombenze che oggi sono in capo a INPS e poi chiaramente stiamo dialogando con gli ATS che rappresentano i comuni per poi effettivamente ricomporre il progetto di vita. Sarà un'innovazione perché oggi noi siamo abituati a tante frammentazioni, no? C'è la parte sanitaria, c'è la parte sociale del comune, c'è la parte legata allo sport, c'è la parte legata all'inserimento lavorativo, dovremmo cercare di ricomporre, di fare un progetto unico e questa io credo che sia la grande sfida, ma in Veneto dal mio punto di vista è pronto.